Eccoci qua, eccoci qua. Buono. Operazioni preliminari. Operation preliminary. E adesso vediamo se ci sarà il supporto. Perché ho bisogno del supporto. Ciao Francone, ciao Royland, ciao Cannistra, ciao Amedeo, Cannistra, che è ancora in vacanza Cannistra. Anche lui fa parte dello zoccolo. Ha fatto delle belle prestazioni, il maestro. Poi si è un po' perso. La patata l'ha rovinato. Ok. Go. E si parte tutti insieme. E si parte tutti insieme con un nuovo modulo molto pazzo, ragazzi. Ma dobbiamo veramente modificare cioè, un po' la situazione. Ecco Bartolucci, Ale Cadabra, Maurizio, Mike Lauto, Alessandro Bucci, Giapeppe, il piccolo Tonio, Gigi Palla e il piccolo Amedeo. Adesso vediamo un modulo molto più aggressivo, ragazzi. Questa deve essere la live di riscatto. C'è anche da dire che arriveremo probabilmente a gennaio. Quindi forse, ciao Zincaro, ecco Canistra. Ok, Canistra, tranquillo. Bisogna anche capire se facciamo magari qualche acquisto. Certo, un difensore centrale serve come il pane. Vedremo. Diciamo che tra i candidati c'è Borgia, che però non l'ho più visto, fatalità, il Francesco Borgia. Poi c'è il Pazzoli di Ritudo che nelle ultime live ha fatto un po' il pazzo. Ecco Sidoti, ecco il Miccolo Agi. E poi sì, questi diciamo sono quelli stati più attivi, cioè diciamo Borgia più in passato. Adesso nelle ultime 2 o 3 live non l'ho visto. E Tudo che comunque insomma ha voluto rimpinguere, perché sapete ragazzi che le pronunce comediane anche nell'italiano sono sempre fatte da me. Comunque insomma, per dirlo in maniera cattiva e ignorante, sono un po' stanco perché ho fatto un bel po' di corsa oggi. Ha ricaricato molto bene le finanze dello zoccolo duro, quindi insomma bisogna tenerlo comunque cioè, anche se è un pazzo contro Tognini, insomma, gente che porta sponsor sicuramente non fa male alla squadra, visto che facciamo abbastanza cagare. È Pardo. No, giocherai sì, Zincaro. Anche il Duca, tutti. No, ma poi ci sarà, io penso che qualcuno andrà in prestito, ragazzi. Se dovessimo decidere chi, ma ci saranno delle rivoluzioni, raga. Vai, raga. Adesso vediamo, infatti devo farle subito per capire se possiamo permetterci, diciamo, ho cambiato un po' la difesa nelle tattiche, vediamo quanto siamo sbilanciati, se no uno tra i maneaggi, è chiaro che dovrà stare in panchina. Siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza. Ciao TR98. Benvenuti da Fabio Caressa, qui con me per il commento tecnico c'è Luca. Adesso vediamo Fabio, se è troppo pazzo. Sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. L'arbitro ha già dato molto freddo a Venezia. Vediamo la coppia, i gemelli del gol, veneziano, Bode. Attenzione subito Terence, effetto Serra, ragazzi, vuole un supporto memorabile però, E subito Togni, ancora una volta, beffato Tognin, pazzesco, si comincia subito male. Miracolo su Tognin, il presidente. Incredibile Tognin. Subito Yoga Bonito, stagione memorabile per il momento di Bonito, ma sfortunatissimo Bonito. Palla giocata alta sulla fascia. Ecco Bonito, vai Bonito, prova un cross, bellissimo Terence, non ci credo, partiti a bomba, ma tanto perderemo anche questa. Partiti bene almeno, questo è già qualcosa. Vediamo come gira sto modulo, attenzione veneziano, mamma mia. Lancio lungo del portiere. Si inizia come avevamo finito, chiaramente Agi, ecco Agi, molto polemico.
in questi giorni con la squadra vuole una squadra competitiva. Anche Agi non si accontenta di questo, e ha ragione. Heyman qua la passa, non si sa bene a chi. Brutto errore di Francis Ford Coppola Guy. Cerca spazio. Ecco il problema nostro. Ho messo anche difesa compatta al centro, cioè, ve lo giuro, ragazzi. Io non so che cazzo abbiamo in difesa. Questa azione è un esempio perfetto della loro Uguccioni. capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Mencarelli, il più grande traditore della storia. Chissà se ci sarà posto per Mencarelli, lo scopriremo nelle prossime stagioni, ma solo su Michelotto Television. Non mancate. Sidoti, il bel Sidoti. Sidoti cross e veneziano. No, madonna, che cazzo ha il cume? Cross sublime di Sidoti, cagata umana di veneziano. Come sempre partiamo bene, ma non segniamo, e dopo prenderemo il gol così. Lo so già. Adesso proveremo una partita così, è una partita con un trequartista e un mediano. Bode. Attenzione al Bode, il Bode è bravissimo per Terenzigno. Veneziano è solo, non può sbagliarla, e ancora miracolo, ma non è possibile. Stanno concedendo troppi cross agli avversari. Devono cambiare. Ma non è possibile, ragazzi. Il Bode che è il miglior crossatore della squadra, su titolare mettiamolo. Attenzione, e ancora errore. Cioè, Veneziano, che di testa è il suo parametro più forte, sbaglia anche questo. Stiamo letteralmente dominando, ma non basta. Pallone alto e lungo sulla fascia. Cioè, non ho parole per descrivere questo scempio. Prova con la palla lunga. Ragazzi, vuole un supporto obeso, quasi beffardo, quasi inaccettabile. Bode, spondona bodiana. Veneziano la perde, ma c'è Agi. Veneziano di tacco per Nasdaq. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. E Tonien qua la perde in maniera non propriamente meravigliosa. Prova anche a far pressing il Venezia e lo zoccolo. Ma è difficile. Guy, eccoli qua i passaggi strepitosi di Guy per Terence. Qua Veneziano no, vabbè, dai. Palo da un metro. Vabbè, questa stagione è così, raga. Accettiamolo, perché assist sublime di Terence, palo osceno del cume. No, vabbè, ragazzi, c'è da un metro di testa. Stiamo dominando, proprio questa stagione è così. Terence, stiamo giocando bene però questo modulo. Terence, peccato. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Non ho parole, raga, supporto ancora di più, raga, perché veramente la sfortuna continua. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La sfigunzola continua. Prova la giocata. Non ci credo. Qui può partire il contro, può tentare la conclusione. Bravo Mito. Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Incredibile, Sidoti scioccato, Sidoti, che però non perde la sua bellezza neanche quando è scioccato. Incredibile Sid. No! Ci mette la testa. Mamma mia. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ecco Gervasi. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Sono scioccati anche i tifosi veneziani, perché comunque, cioè, mai vista una sfortuna del genere. Veneziano è leggermente arrabbiato, sta giocando anche bene, ma non entra mezza. Il cume qua, eccolo qua, il cume di rabbia. Il cume di rabbia! Non era facile questa. Comunque vediamo già un cume diverso con le due punte. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara. Dai ragazzini, siamo dei ragazzini oggi, porca miseria, non riusciamo a buttarla dentro. Come con i 18 anni lo fai per la prima volta. Terence, bravissimo Terence per Guy. Agi, passaggio fiappo di Agi. Tutto ancora in bilico. Soltanto pochi palloni giocati. Qui celebrava la assassina per il Bode. Il Bode lancia Veneziano. Se la situazione si sblocca nella ripresa. Veneziano per Tognin, vai Tonio. Nasdaq.
Nastak la mette in mezzo, il Bode, no, ancora palo, vabbè. No, vabbè, basta. Basta, ancora palo. Tognin, il Bode, non ci credo, mezzo la città meravigliosa del Bode. Non ci voglio credere, dai. Ma per cortesia. Un capolavoro dal punto di vista tattico. Le sostituzioni si sono... Cioè, raga, cosa posso fare anch'io, raga? Sto facendo, insomma, una partita meravigliosa. Anche il mister non ne sta sbagliando una. Ma critichiamo l'allenatore quando le cose vanno male. Oggi bisogna riconoscergli i suoi meriti. Colpisce il pallone. Dai, Mito, dai. Il Bode, altra sponda, bravo Bode. Dopo Agi sbaglia il passaggio. Decide di sfruttare la fascia. Cerca di allungare il gioco. Occhio, ragazzi, occhio. No, dai. Occhio al tiro. Bravo Mito, mamma mia però. Occhio al cross. Vedi, se eravamo sul 2-3-0, chi se ne frega che se prendiamo gol. Ed ecco il colpo di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a sé. Incredibile, indescrivibile sta partita. Se pareggiamo o non vinciamo, comunque questo è il Bode. Ecco la premiata ditta. Vai Veneziano, sfonda la cazzo, e la sfonda! Boom! Veneziano la sfonda di rabbia su assist geniale del Bode. E vaffanculo. Senza successo però. E vaffanculo. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa. Assist geniale del Bode. Veneziano di fisico fa quello che ha sempre fatto. Boom. Veneziano ha promesso: voglio tornare tra i primi in classifica capocannonieri. Inaccettabile vedermi così indietro. Qui è arrivato il momento del cambio. E vaffanculo. Veneziano la mette. 1-0 dunque. Ed è 1-0. Ma c'è molto adesso vediamo tempo. un po' più coperti. La partita è ancora aperta. Sta peggio vedi Agi, però non è messo benissimo. Ecco, dovrebbe essere così l'altro modulo. Dopo Tonio è stanco e mettiamo Amedeo, il piccolo Amedeo, l'inaccettabile Amedeo. E Rocco per un Terence oggi un po' meno rispetto al solito. Chi sarà il primo centrale a segnare? Non lo sappiamo. È incredibile. La tua opinione su 8. quanto visto finora, Ok. Luca? Sì, è vero che stanno vincendo. Attenzione Nasdaq, non perdermela. Vai Agi, prima di uscire regalami la pennellata, il cioccolatino Agi. Il chocolate. Agi, si vede che non è in forma il piccolo Agi. Cerchiamo di tenere un cazzo di risultato, grazie. Cerca il numero. Sidoti è più offensivo, lo sappiamo. E Sidoti però la lancia benissimo per il Bode, che lancia Veneziano ancora. Eccoli qua i gemelli del gol. Il Cume è un po' lento. Devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Fallo. Non c'è ombra di dubbio. C'è Mauri che deve dare copertura. Mauri, ti prego Mauri, non cappellate Mauri, grazie. Mauri. No, subito, non ci credo. Cerca il tiro. Mamma mia. Poteva essere l'occasione per il pari. Mauri. La subita ha veramente dato loro la scossa. Continuando a creare occasioni simili possono arrivare al gol. Rocco, bellissima la fashion week per Sidoti. Eccolo qua Sidoti, l'uomo che ha battuto una donna nel sondaggio tra chi è più bello. Sidoti, Saidodi. Sidoti, non ci credo. Veneziano e sei lento, cioè lento purtroppo. Affrontarli con prudenza, evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta, secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni bravissimo qua Mauri, un Mauri meraviglioso, quasi curioso. Assoluto, ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità. Dov'è il mio Michelotto? Dov'è? In chat il mio Mauri. Veneziano, la recupera Veneziano. Galvani intanto da avere il Bode vicino. Lo sappiamo che il Cume è così. Il Cume prova addirittura l'assist. Vabbè, adesso non esageriamo. E arriva anche l'ultimo cambio. Attenzione il Bode, vediamo se qualcuno. Attenzione, no! Barocco. Barocco, barocchino mio. Un altro gol barocchino mio. In estrema difficoltà. Siamo in una brutta zona, stiamo attenti, vinciamola, porca troia, Pintus. Attenzione, Little Wonder, la piccola meraviglia. Attenzione, la piccola meraviglia, Amedeo, può far tutto Ame. Bode! No, regalata a Gabriel. È incredibile che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Ci siamo mangiati 206 palle gol. Michelotto e tuo di testa. Bravissimo Mauri, mi piace. Però un mediano e un trequartista vicini, Attenzione, no. Ti prego, non pareggiamola, per piacere. Ed evitare che succeda di nuovo. Mauri, alta la concentrazione. buttalo giù. No, Sidoti, prego Sidoti, fai quello che sai fare meglio, cioè
Beh, fare tutti con la tua bellezza, bravo Sid. Prova il filtrante. E vinciamo, si comincia con un 1-0, decide Veneziano. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0. Meno male ragazzi. Migliore in campo, Maito 125 e se lo merita. 3 punticini importanti. Venezia vince anche il Venezia. Siamo ancora magari a la classifica, chiaramente. Però un po' una boccata d'ossigeno, raga. Scadenza dell'allenatore. Ma non è che le guardo le offerte. Io sto qua, io sto qua, io sto aquí in uno spagnolo spagnoloso. Rifiuto tutto, sì. Attenzione, Terence e Bode. Il Bode si è veramente conquistato con una prestazione sublime. Primo giorno di mercato. Io direi che a sto punto, dai, per il metano, salvo un intervento del Tudo con 100 euro, rimaniamo così. Guarda che bello, Pintus. No, sì, che cazzo è? Bellissimo. Livorno, zoccolo duro. Si va in un campo che non amo per niente. Anzi, proprio Livorno l'ho cancellata un po' da tutto. Vabbè, qua lo facciamo solamente per un discorso, cioè per non cambiare sempre, cioè non è che Agi è riserva e Eyman titolare. Qua dipenderà solo dalle freccette, ragazzi, per loro. Ok, Eyman stramega fuori forma, però c'è Agi. Mettiamo l'Arcangelo che ha fatto belle prestazioni finora. Oh, c'è Veneziano, ha fatto gol, però Francone lo mettiamo sicuro nel secondo tempo. Diamo un po' di riposo ad Apicella. Io direi di... Allora, aspetta, Micro, però lo portiamo via al posto di Gai. Proverei Tiki Taka e diamo una chance a Bartolucci. Per quest'anno non penso, cioè per Natale, a questo punto ti tengo tutti un anno per provarli tutti, che so già qualche idea, Un caloroso benvenuto a tutti. La squadra troppo lunga, I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Siamo a Livorno, ragazzi, in un campo che il Cume odia. Quindi l'arbitro ha già dato il via alle danze. E questa partita segna il giro di boa della stagione. Bravissimi. Siamo esattamente infatti a metà campionato. Che pazzesco, è già l'ultima d'andata veneziano per il Bode show. Il Bode purtroppo non fa della velocità la sua arma di seduzione. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Grandissimo. Dai Bartolucci, tanto da dimostrare Bartolucci, poverino. Ha davanti a sé un terzino maestoso. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Terence la ruba palla meravigliosamente. Terence, guardate che bello Terence, tutto giallo. La bamba gialla di Terence. Prova la giocata di Fino. Terence. Tognin! No. Cosa mi ha preso su Tognin? No, questo deve essere stato il gol leggendario. Non ci credo, una rovesciata così da fuori. Al momento detiene il record dei gol realizzati nel torneo. Può contare su un attacco. Non ci credo. Non ci credo, cosa aveva fatto Madonna Tognin. Cosa aveva fatto Tognin? E cosa mi ha parato? Se ne Bartolucci si perde subito l'uomo. Mamma mia. Non ci credo Tognin, voglio sentire il commento di Tognin. Non è stato preciso. Tiki-taka. Lungo passaggio in avanti. Veneziano per un Tognin che ha fatto una cosa illegale. E passa. Il Tonio contro tutti. Veneziano! Ancora Veneziano, però non ha ancora il killer instinct. Poteva anche portare al gol.
Tanto ringrazio i 50 che sono collegati. Un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Incredibile Tognin, ti prego Tonio, fammelo sto gollazzo, madonna. Beh, Terence fa dei cross al bacio, ma puttana, Tonio, cosa gli possiamo dire a Tonio? Ugaz. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cerca spazio, prova a tirare. Bravo Mito. Ottima parata del portiere. Che grande parata. È incredibile che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Ciao Marco Bellini. Ma Pardo tornerà, Pardo avrà un ruolo fondamentale. Ricordiamocelo. No! Non può morire Pardo. Attenzione il Bode. Attenzione il Bode. Il Bode contro tutti. Tutti contro il Bode. Veneziano. È la premiata ditta, però guardateli insieme, i gemelli del gol. È stato molto coraggioso e il sono bellissimi da vedere. Diamanti cerca di pescare il compagno Grizzly. Tiki taka. Tognin. Bravissimi, vai Tonio. Attenzione il Tonio veramente un giocatore fenomenale quest'anno. Terence. Veneziano sbuca ma non basta. Senza pensarci due volte. Bartolucci. Terence. No, becca l'Arcangelo. La mette sulla attenzione Bartolucci. Bartolucci ha tanto da dimostrare. Il Barto prova un bel cross. E Tonnin è ovunque ragazzi. È ovunque quest'uomo. Tonnin veramente che giocatore. Rinato il Tonio. C'è la palla lunga in avanti. Ottima pressione. Bravissimo Zincaro che però poi non riusciamo. Ce ne mangiamo troppe. Questo è il vero problema. Tiki taka. Tonnin la salva, madonna. Tonnin sta giocando veramente bene. Sono strasoddisfatto. È il Tonio che se la riprende ancora. Disarciona l'avversario il Tonio. Mamma mia ragazzi, signori. Alex Beck, Yoga Bonito. La butta in mezzo. Terence la stacca su assist di Bonito. E si abbracciano i due. Effetto Serra. 1-0. Ma Yoga Bonito ha fatto un'azione da manuale del calcio. E il risultato si sblocca 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Pallone mamma, adesso stiamo attenti. Ha spazio sulla fascia. Cross in arrivo. No! Questo modulo però sta già migliorando di parecchio. La squadra, no, e Kojak che ha misurato i Grizzly. Prova a verticalizzare. Finisce qua. E il primo tempo finisce qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 Terence minuti. è il nuovo veneziano di testa, veramente. Finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Veneziano. Dovranno mantenere il Bode. Missile del Bode, mamma, se entrava questa, giuro che veramente registravo un video nudo con Agi, cazzo. Boom, che missile. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol. Grande Pardo, il gatto Pardo. Come se fossero ancora sullo 0-0. Il paroliere. Per tutte le sue barzellette perfette. Il Bode vede Veneziano. Veneziano vede sempre lui. Bonito fa quel che vuole Bonito. L'Arcangelo ha tentato qualcosa di un po' difficile. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Sai, con molti più uomini in questo inizio di secondo tempo sanno che è il momento decisivo della partita. Però cerchiamo di non pensare a quel cazzo di Portogallo della minchia, pensiamo allo zoccolo, grazie. Lo dico a tutti, non è per Agi, è per tutti. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio. Bravissimo. Vai l'Arcangelo, l'Arcangelo biondo per effetto Serra. Palla in profondità. Il Bode la perde purtroppo. Intanto si scalda Francone. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Francone sta scaldando, Vocina. Kaiser Franz Vocina. Cerca di allungare il gioco. Diamanti. Ci sono due suoni meravigliosi. Il pianoforte di Rodolfo Valentino Gervasi e la vocina di Kaiser Franz. Situazione con una giocata in avanti.
Veneziano no, Veneziano proprio i passaggi non li sa fare. Però un grandissimo Bode che recupera. Il Cume ci prova, mozzarellina. Qui è stato bravissimo, questa è una grande parata. Veneziano non è ancora ai livelli del fuoriclasse che abbiamo ammirato tanti anni a Venezia. Di impedire agli avversari. Il Cume... non posso osare così tanto. Esce il Bode ed entra Vocina. Voglio mettere Gasperini, l'ultimo cambio lo facciamo dopo. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Ti prego, Kaiser, quando diventerai più grande, mantieni sempre questa vocina, ti prego. Diamanti. Quali sono le tue considerazioni, Luca? Ora Fabio è il momento di concretizzare la bravissimo Grizzly. Deve fare il secondo gol se vuole. Veneziano dorme un po'. Cercano l'azione veloce. Grizzly la prende ma la perde. Gervasi, Rodolfo. Libera tempestivamente. Attenzione, bravissimo Gasperini. Tutte le zone del campo. Il Marchese. Veneziano. Lancia Kaiser. Lancia il Kaiser. Il Kaiser. Il Kaiser la buca. Vocina. 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 2-0. Assist sublime di Veneziano. Modulo 2 punte, raga. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Grande Kaiser, golazzo del Kaiser. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in quanti rimpianti forse per aver messo un modulo azzardato. Vabbè, stiamo zitti. Non è ancora vinta questa. Gervasi. No, non è mai fallo questo però. Addirittura monito Rodolfo, non che credo. Occhio al tiro. Valiani. No, roba nostra, roba nostra. Valiani ha messo forse troppa Mito, potenza su questo il cacciatore della luna. Grizzly. Per Gasperini, il Marchese. Bravo Marchese. Veneziano per Vocina, Kaiser. Tognin. Tognin la mira. Veneziano di testa. E ne avevamo sfortunato anche il Cume, però. Terence. L'Arcangelo. L'Arcangelo ci prova. Tognin. Il Marchese prova un tiro impossibile. Peccato. E potevano portarsi sul 3-0. Beh, lui ci ha provato. Era una grande occasione per loro. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Era chiaramente in debito d'ossigeno. L'ultimo cambio anche per noi. Non poteva più continuare così. Esce un distrutto Tognin e mettiamo Litto. Luci. A San Siro. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Fallacio su Tiki-Taka non fischiato, vergognoso. No, non possiamo prendere gol così. Bravo Gasp. Cerca l'uomo là davanti. Può cercare il taglio in mezzo. Bravo Grizzly. Il Livorno che prende subito il possesso della sfera. Prova con la palla lunga. Bravo Grizzly. Tiki-Taka. Lancia Vocina Francone. Veneziano qua la sbaglia. È solo questo che conta. Vince il duello fisico. Bravo ancora Gasperini. Attenzione, Toni è morto, Toni è morto, è morto. Rimessa con le mani. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire. Ancora Rodolfo, mamma Rodolfo. Passaggio sulla destra. Ci hanno provato. Bartolucci, bellissimo intervento del Barto. Francone. Palla in profondità. Vai Terence, effetto Serra. Effetto Serra. Ecco il traversone. Per Veneziano che non ci arriva. Amedeo. Non ci credo, il piccolo Amedeo, peccato. La mette in avanti. Ecco un'occasione di contropiede. E finisce così. Si va a vincere, seconda vittoria di fila, la seconda partita. Molto, molto bene. Una vittoria convincente. Una prestazione fantastica da parte di tutta la squadra. Oggi è andato tutto dai, per che ogni tanto. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Stiamo rientrando, stiamo rientrando. E anche il Venezia vince, vinciamo noi, vince il Venezia. Pazzesco. 30 punti, siamo lontanissimi da tutto, ma non me ne fate un cazzo. Team Cats, no, ecco, la Team Cats non ci serve a niente però in questo momento.
Contro chi giochiamo? Se è bella la giochiamo, se no almeno l'andata provo a simularla, ve lo dico. Se è una squadra di merda la simulo, se è una bella partita ce la giochiamo. E con la spalla, no, ragazzi, con la spalla la simulo, scusate, ma devo stare concentrato sul campionato. Chiaramente se facciamo male la gioco io il ritorno. Ti prego. Dai, che non mi interessa niente la Coppa Italia adesso. Cosa abbiamo fatto? 0-0. Siamo costretti a giocarlo il ritorno. Devo stare attenti 0-0 a Ferrara, quindi non possiamo prendere, se prendiamo gol non possiamo pareggiare. Porca troia, vabbè. Allora Guy è ancora morto, la morte di un uomo, la morte di Francis Ford Coppola Guy. Allora, dov'è? Dove cazzo stavo? Ok, allora super agi, qua mettiamo Mauri, qua diamo una chance a Ugoccioni, per sicurezza ce lo portiamo via, Francone lo mettiamo, e doveva fare però non posso 0-0, almeno un difensore, va, mettiamo il bianco. E ancora Bartolucci. Vai! Dobbiamo vincere per andare avanti in Team Cats. Ecco Bray, ecco Bray. O Bray per gli amici. Benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi. No, come sei pazzo, Sidotti si incazza, vai. Diamo il via alla partita. Maurizio, ci giochiamo la qualification. Dopo lo 0-0 di Ferrara, veneziano. Pallone intercettato. Non la prende. Davvero provvidenziale. Io a me interessa più il campionato onestamente, sono sincero. Però chissà, beh, inizia la Coppa Italia della B, vorrebbe dire sì, spogliarello di Guy. Non mi interessa. Veneziano. Agi. Ok, ma è una stagione inguardabile di Guy per il momento. Ma più per la forma, ha fatto anche i suoi gol, cioè proprio la forma fisica di un drogato biblico. Vocina. Peccato. Abbiamo due attaccanti non bravi a passarla, però il Bode è fondamentale sempre. Palla oltre la linea, gioco fermo. Sidoti urla forza spalla, ecco Sidoti, lui vuole giocare sempre. Dai Sidoti, non essere una merda umana. Allarga sulla fascia. Attenzione, c'è Bianchini, il professore. Vediamo come si comporta. Una delle prime uscite per Bianchini. Tognin, uno dei migliori in assoluto nella partita. Nell'ultima partita vinta di campionato veneziano. Non può crossare al cume però. Ugoccioni. Il Conte. Il Conte Ugolino. Ditino. Agi, bravissimo Agi per Maurizio Gulliver. La partita è molto chiusa, non si è visto nemmeno un tiro in porta. Vai Mauri, vai Mauri. In fase di studio e preferiscono non prendere Mauri non segna da una vita, Mauri. Ha segnato col Venezia gli ultimi gol, chiaramente. Ancora niente con lo zoccolo. No, ma dov'è il fallo? Ma dai! Con un calcio da fermo. Comunque lo zoccolo duro tira sempre gente, comunque più di FIFA, pazzesco. Solo il Cume può fare più gente su PES che su FIFA. Attenzione Terence, effettino Serra, effettino, passala a Serra, effettino, veneziano. Vocinami! Ecco Terence. Veneziano incredibilmente di testa, non riesce a fare un cazzo. Stiamo dominando. Una squadra di Serie A poi, Togno. Prova la giocata nello spazio. Veneziano lancia Vocina. Il Kaiser. Ah, peccato. Il portiere la calcia lontano. Guadagna metri. No, ste stronzate però.
Se prendiamo un gol è quasi finita, dobbiamo farne 2. Eccolo qua, Uguccioni. No, erroraccio di Uguccioni. Bravo, bravo professore. Manca il maestro, Cannistra. Perso. Possibilità di tiro. Nei meandri del Portogallo. Vince il duello fisico. Bravo Agi. Fa su il pallone. Che laggata. Questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Rinvio curioso di Mito. Bravo Terence. Buon lancio. No. Prova il tiro. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Sì, lo so, Canni. Dicevo che nella rosa non ci sei perché sei in Portogallo a trombare con Andre Silva. Questo è per la storyline di Francis for Coppola Guy. Il Togno. Ecco il Togno. Ecco il Togno, il circo Togno. Prova a verticalizzare. Qui può partire il contropiede. Allarga sulla fascia. Si vede che la Spal gioca in A però, Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Può no. La conclusione. Purtroppo c'è il gol della Spal. È un momento chiave. Ma Chiarino D'Angelo. C'è dura, ragazzi, due partite. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. È un pessimo cliente per qualsiasi sapevamo difesa, che era dura. appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi. Sono in Serie A, ragazzi, devo fare 2 gol adesso, Agi. Gran gol. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Sidotti vuole entrare insieme a Doni. Ottimo intervento di copertura. Si libera la grande. Bartolucci vuole rispondere con un gol, me lo sento. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa Maurizio difesa, usa il fisico, ma non possono però concedere così tanto agli avversari. Cerca di allungare il gioco. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Fine del primo tempo. Primo tempo difficile. Campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Devono continuare a credere in se stessi e insistere. Dai raga, proviamoci. Di giocare. Così possono ribaltare la situazione. Proviamoci. Dai, Mauri, usa quel cazzo di fisico. Bravo Mauri. Beh, quel che è fatto è fatto. Non devono però non possiamo pretendere passaggi velutati da parte di Maurizio. 45 minuti per rimediare. Ora devono prendersi qualche rischio, attaccare con più uomini. Non hanno altra scelta. No. Bravo Mito, ci salva dal baratro. Qualche lag oggi, non capisco perché. Deve buttare dentro un cross. Ecco Bonito. Vai Boni. Vai Boni, bravissimo Boni per Veneziano. Vai Cume. Il Cume la mette in mezzo. Vocina alle stelle, vocina mia. Ci è andato molto vicino. Sì, siamo intimicati, Dark. Petagna. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo. Cioè, aveva il cioccolatino Agi. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti. Si sta scaldando intanto il Bode. E Amedeo. Mari me la spacca Amedeo. Veneziano, attenzione però, Tonio non vuole uscire, si vede il Tonio. Che passaggio di Tonio! Che passaggio di Tonio, 1-1. Il Tonio non vuole uscire e non esce. Gol di Kaiser, bravissimi. Dai cazzo. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata. Bravissimo, bravissimo, che azione. Anche chi l'ha passata a Tonio ha fatto una bella cosa, mi sembra Agi, non ho ben capito, non mi ricordo più in realtà. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Dai cazzo. Bella rete di passaggi. Prova la giocata. No, subito. Bravissimo Gerva, non siamo morti, cazzo. Lungo passaggio in avanti. Questo è un passaggio orrendo, però. Devo capire i cambi. Sono un po' indeciso. Si allunga e trova la palla. Bravo Mauri. Gioca una palla lunga. Attenzione, vocina per Veneziano. Oddio, Veneziano. Veneziano la chance epica. Veneziano la chance. Non può sbagliarla. E il Cume non la sbaglia. Il Cume non sbaglia più. 2-1. In vantaggio nel computo dei gol. Sì, cazzo. Ha finalizzato alla perfezione questo 1 contro 1. Ha mantenuto la calma davanti all'estremo difensore riuscendo ad anticiparlo.
Ed è la seconda rete per lui. Grande assist di Vocina. Ho pungolato i giocatori, il Bode e Tonio se ne tornano. E Amedeo se ne tornano seduti. Attenzione Tonio. Tonio scatenato. Tonio veramente immarcabile. Grande Tonio. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Concentration please. Quelle camere devo fare adesso. Perché non so che fare perché la squadra sta girando adesso. Tonio. Agi quando mi recupera sti palloni da seghe. Anche Mauri è salito in cattedra Michelotto. Peccato per il passaggio ma non era semplice. Madonna, Gervasi, cosa mi ha fatto il Gerva? Sulla destra. Qualche cambio. Chi è più stanco? Agi è morto. Agi è morto. Ora a questo punto mettiamo il Zinca. Doppio pivote. Tonini e Veneziano sono morti. Lo mettiamo Amedeo. E Bode che mi rifà salire la squadra. Vuole il lancio filtrante. Ecco il tiro. Ma porco due, non ci credo. Ancora Nino D'Angelo, ma dai. Niente da fare per la difesa. Ma dai. Senza successo però. Ha difeso benissimo il pallone con il fisico. Che poi schifo. si è coordinato e è andato al tiro. Abbiamo dominato. E perde il duello fisico. Secondo tempo magistrale, prendiamo un gol così. Ma porca puttana, Terence, non ci sta. Non ci sta Terence. Non ci sta Terence. Terence, ti prego, mettimela giusta. Non ci credo, non ci credo. Ti prego, Zincaro. Il migliore adesso con i piedi se me ne ha scelto lui. Terence. Chiuso dal difensore. Terence ancora la ruba, non ci credo. Michelotto. Mauri. Il Bode, ti prego Bode, non ci voglio credere, ci vogliono fuori. Ci vogliono fuori. Ci vogliono fuori, stiamo dominando, non ci credo, non ci credo. Ti prego Zinca, all'83esimo. Vocina, ma porco due Vocina. Una clamorosa occasione. Ci vogliono fuori. Non ci credo. Cosa hanno parato al Bode? Incredibile, questa non mi va giù. La stiamo iperdominando. Vuole la profondità. Pallone alto nello no. Ed è gol. Finita così, incredibile. 3 tiri, 3 gol in the match. Sono di nuovo in vantaggio. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo che tempo. schifo. Cosa ne pensi? Un passaggio perfetto e lui che è stato schifo. bravissimo ad approfittarne. Che schifo, che merda il calcio. Sono 3 e ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Che schifo. È in uno stato di forma che poco strepitoso. Che schifo. Può essere il gol determinante. Che schifo. Adesso ovviamente devono gestire che schifo. Che schifo. Tempo per segnare un gol c'è. Che schifo. Ogni secondo è prezioso. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Finale. Finisce che schifo. Il fischio dell'arbitro che chiude il match e spegne ogni possibilità di superare questa doppia sfida. Che schifo. Qual è la tua analisi di questa gara? Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Bravo Ronald, bravo. Si è buggato, sì, mi sono buggato. Vabbè, si ricomincia contro l'Hellas Verona, siamo già a fiore ritorno. Che merda, però, veramente, inaccettabile. E adesso tutti sul campionato, cazzo. Una Agi abbastanza inguardable. Abbiamo il Gasp e Michelotto, cazzolina. Mi pappo. Vediamo col doppio pivote. Ok. Il cupolotto.
Sì, doppio pivote, signori. Adesso Amedeo è un Tognin che è troppo superiore, bisogna essere onesti, devi essere onesti. Devi essere onesto, Ame. Tognin sta giocando veramente al massimo. A tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Un saluto da Fabio Caressa per me per il racconto di questa partita. Ci sarà Luca Marchegiani. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. L'arbitro ha già dato il via alle danze. E giro di Pazzini! E c'è il gol! Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero. Veramente fantastico. Pazzini batte il portiere per la quinta volta in questa stagione. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Cerca la profondità. Scodelecro prova a salire in aria. Completamente fuori misura. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Sì, non sta andando bene il doppio pivote. Questa stagione comunque ormai va così, nel senso possiamo fare qualche buona vittoria, ma non la raddrizzi più. Mamma mia, Pazzini ci sta distruggendo. No, Ragusa, signore. Subito il raddoppio. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma. Mamma mia, che inizio, ragazzi. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, si doti, ma lui si è liberato si in doti, si doti, si doti, si doti! Sul fondo. La difesa sembrava imbambolata, non sono riusciti a contrastarlo per niente. Inizio agghiacciante. Palla in avanti verso il compagno. Ma la difesa esiste? Cerca di lanciare il compagno. Riesce ad intercettare. Il guardalinea ha deciso, ha visto una deviazione, calcio d'angolo. La palla viene respinta. Tonini è molto forte di testa comunque. Un po' di indecisione sul da farsi. Ha la possibilità di andare verso la porta. La conclusione. Disastro assoluto. Non giocate la schedina, ragazzi. Vai Maurizio, vai Mauri. Maurizio. Il difensore recupera. Prova a prendere per mano la squadra, Mauri. Prova il filtrante. Bravo Mauri, veneziano. Veneziano. E passa. Oh, il Cume, grandissima. Come i vecchi tempi, però dopo la para. Ah. Vai Bode. Va di testa. Veneziano, regalata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Maurizio, bravo. Fallo, porca puttana però. E perde il duello fisico con l'avversario. Veneziano. Ci mette il piede. Lento, con questo pallone. lento. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Vai Cume, prendila, bravo. Il Tonio per Nasdaq. Vai Nasd. Spazio per cercare il varco. Murato Nasd. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Bravo Tonio. Il Bode. Qui deve tirare. Siamo veramente sfigati, però. Pazzini, autore di una rete in questa partita. Prova con la palla lunga. Incredibile. E no, niente, è finito in fuorigioco. Qui siamo di fronte a un fuorigioco. Dai raga, al posto di pensare alle cagate dell'Israele, cosa pensiamo al nostro zoccolo, per favore, grazie. Siamo 2-0 per chi non se ne fosse accorto. Palla larga in profondità. Vai Rocchetto.
Vai Fashion. Bello sto... Madonna, ma come? Ma porco Diaz. Sicuramente non una parata semplice. Bravo, Mauri serve però centrocampo, ma le prende tutte di testa, È davvero una bella serie di passaggi questa. Il Bode lancia veneziano e non bene. Si allunga e trova la palla. Vai Bode. No, ma porca troia. Giustamente la posizione irregolare. Bisogna fare un gol prima della fine del primo tempo. Lancio lungo del portiere. Bella serie di passaggi. Palla giocata alta sulla fascia e intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Bravo Mauri, ancora grandissima partita di Mauri per il momento. Palla riconquistata immediatamente. Ottimo il fraseggio. Pazzini allarga sulla fascia. Attenzione! La butta in mezzo. Buona deviazione del portiere. Riceve un pallone interessante. Meno male che c'è Mauri, sennò potrebbe essere già 8-0. Tocco preciso. E guarda come giocano. Occasione da rete. Sì, ma porca troia, che culo di merda però, dai. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari e l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. 3 lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Si parte per la seconda frazione di gioco. Il doppio pivote non va bene. Ci sono ancora 45 minuti per recuperare lo svantaggio. No. Tognin. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Che merda di partita, cazzo. Raga, però anche se siamo 3-0 non deconcentriamoci, supporto. La mette in avanti. Bravo Bode. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Cerca l'uomo là davanti. Pazzini. Ma no, non ci siamo proprio oggi. La palla Pazzini. Ci siamo proprio oggi. C'è il gol. È una partita da incubo per i loro avversari. Sono andati al gol con uno scambio veloce e intelligente. Bellissima azione. Doppietta per lui, grande impatto. Che figura di merda fino al derby. E loro è un dominio assoluto. Bella rete di passaggi. Pazzini. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. Troppe chance concesse. Gli attaccanti dovevano essere contenuti meglio. No, davvero? C'è il cross. Dai, come porco Diaz di testa, ma dai. Se segniamo tutto è una volta fuori gioco anche, ma dai. Bianchetti. Il Verona si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Che schifo. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Ci mette il piede e conquista il pallone. Va via di forza. Gioca con un pallone lungo e trova bene il compagno. Malissimo, raga. No, ma... Pazzini! Allora, ci ha fatto un regalo Pazzini.
Lungo passaggio in avanti. Mauri. Va di forza. Un tiro cui non mancava certamente la potenza. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro Che è disastro. l'unico modo per riaprire la gara e provare a tirare in porta. Che partita di merda, raga, mamma mia. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Veneziano. Il Bode. Bell'intervento. Fallo. Dai. E gli prende splendidamente il tempo in scivolata. Sì, ma 58 abbiamo di... Cioè, ma cosa vogliamo fare con 58? Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Di intesa 58. Ottimo intervento di copertura. Bianchetti. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Sì, ma 58 ragazzi abbiamo di intesa, cioè è impossibile vincere, adesso capisco perché. Cerca la profondità, sulla fascia. Palla di nuovo verso il centro. Bell'anticipo, pericolo sventato. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Mamma mia, che cesso. Sì, Mito che balla, lasciamo battere a Mito. Dopo il rigore. La mette in mezzo. Corner, forse ultima occasione. Non lo so oggi come si migliora l'intesa. Salta e colpisce di testa. Corpo all'indietro e non è riuscito a sfruttare l'occasione. C'è la palla lunga in avanti. Matos. Gioca una palla lunga. Oh, madonna, orrendi oggi. Con una giocata orrendi. Occhio, chance per tirare. Un tiro ben eseguito. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. E l'arbitro dice che può bastare. Gara che si vede con un risultato negativo. Credo che l'allenatore non possa essere molto contento della prova della squadra. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Disastro. Oh, il Venezia vince sempre da quando ha perso con noi. 30 punti. Oh, in realtà il quinto posto è a 3 punti. Mamma mia, che scopola, ragazzi. Oh, Madonna. Disastro. Tonino è morto, devo dargli un po' di cambio. Proviamo Paul. Gervasi stanchissimo. Mettiamo Dark. Ecco, grazie Sidoti, sempre un buon uomo Sidoti. Un
caloroso Sconto un saluto a attimo. tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza e si comincia. Benvenuti da Fabio Caressa, qui con me per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Un saluto anche da parte mia, speriamo di vedere una partita interessante. E si comincia. Dai raga. Il Crotone ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Dai raga, su. Bravo Barto, dai Bartolucci, dimostraci qualcosa. Cerca la profondità. Terence. Terence. Bel gesto tecnico. Cross Bravo verso il centro Terence. dell'area. Ottima pressione la sua. Palla Ma recuperata. che cazzo? Che merda, oh, anche Veneziano comunque dorme. La mette sulla sinistra. Stojan. Gioca con un pallone lungo. Sulla fascia. È libero. Occhio a cross. No. Col traversone. Incornata. Bravo Charmi. Bravissimo Charmi. E bravo Charmino. Avevano molte opzioni in area di rigore, questo è il modo di attaccare. Gai, dai, Gai. Madonna, Gai. Spazio. La mette sulla sinistra. Allarga sulla fascia. E trova bene il compagno. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. La butta in mezzo. Prova di testa. Fallo, ma dai, ma che do coglioni. Però ci fa Gai in area, non si sa. Bravo Zinca. Cerca di lanciare il compagno. Adrian Stojan riceve la palla. Bravo Charmi. Che bravetto Il Charmi. difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Troppi giocatori in area. Bravo Non c'era Little. abbastanza Vai spazio come. per tirare. Vocina. Fa il numero Vocina. Attenzione. No, cosa mi ha preso? Lungo Porca passaggio in miseria, avanti. importante da La mette in Nimantaso. avanti. Stojan. E il tentativo. Bravo, con Api. nulla di fatto. Poteva essere un contropiede interessante. Vai, questo. Little. Peccato. La piccola meraviglia, no, sti passaggi no, però Little. Ben posizionato e intercettato il pallone. Lancio lungo del portiere. Palla giocata alta sulla fascia. Arriva sulla palla, interrompe Bartolucci. l'azione. Cosa? Non Madonna, ha avuto Bartolucci, fortuna che con il suo rischio. suggerimento in profondità. Terence. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Terence. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Bravo Barto. Bravo Barto. Palla larga in profondità. Bravissimi. No, Terence scappa. Ha paura, Terence. C'è l'opportunità per il contropiede. Palla in profondità sulla fascia. Bel pallone. Intanto Agi guarda le partite e non segue noi. Superiorità numerica, Ho bisogno di vanno Agi. decisamente Io non meglio. percepisco Agi. L'ungherese la prende, vai Gai. Terence. Cerca la profondità sulla fascia. Bello. Vai Terence, mettimela in mezzo bene. Tenta la conclusione. Ah! Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Ah, vero, c'è la Romania. Non è stata una brutta conclusione, ma C'è la da quella Romania. distanza le probabilità di segnare sono meno di zero. Speriamo si riprenda la Romania perché è in una crisi di talenti. Zincaro. L'apprendista. Gai. Oh! Qui deve tirare. No, piccolo Gai. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva sfruttarla meglio.
Se ne va. Prova la giocata di Fino. Dai che stiamo giocando Prova a oggi. fare tutto da Dai, solo, dai lì, l'iniziativa dai, non ha Amedeo. frutti sperati. Dai, Ame, dai, Ame, dai. Dai, Supera la grande. dai, Ame. Palla al centro. Passaggio Veneziano. intercettato. C'è la palla lunga in avanti. Non va bene. Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella Vai. seconda parte. Beh, il finale di tempo è stato impressionante. Dai. È vero che il fischio Veneziano per Little, vai Little. ma se continuano così possono portarsi a Amedeo. casa la vittoria. Niente da 0-0 fare. alla fine della prima frazione e speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. Bartolucci quasi morto, la morte di un uomo. Gai. Franz. Palla in profondità Vocina sulla per fascia. Terence. Vai Terence. Vai Terence. Cross verso il centro. E volo. L'Amedeo no! Potuto concludere Ma il Cume di meglio. ha dei problemi, il Cume di coordinazione quest'anno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Dai, sono contento, finalmente. Anche la Romania si riprende. Palla larga in Nazione profondità. comunque gloriosa. Grande movimento nello Amedeo. spazio. La mette in mezzo. Aveva tanti Ma che compagni cazzata è? all'interno Ma dai, dell'area no, di Fiori, rigore che veramente, potevano non vogliamo sfruttare il suo segnare. cross. Buon Non è stato recupero, anche se preciso. questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando Si è scalda necessario Togni nel sono tra bode. le migliori qualità di questo giocatore. Se ne va. Bravo Tiki Taka. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Entra Togno. Ed entra un bode. Mettiamo anche Rocco. Ci mette Bravi, il dai. e conquista il pallone. Vuole la profondità. No! Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande... Dai Kaiser, ma cosa fai? Kaiser guarda il Cume quanto è bello. Vai Kaiser. Prima di uscire riscattati, vai Vocina. Terence. La mette in mezzo. Il Cume. E No, non ma trova cosa nessuno cazzo là in fa il mezzo. Cume? No vabbè, mi sto incazzando adesso però, Fuori, cioè. ci sarà una rimessa. Dai Tonio, regalamela tu. Ma cosa fa il Prova a Cume? verticalizzare. Ma non pervenuto per il momento. Bravo Zinca. Il bode è appena entrato. Cerca spazio. Vai Fashion, la Solo Fashion. pallone interessante. La Fashion Week. Bell'intervento difensivo. Peccato. Tantunesimo, bravo Guardiola, indipendente Guardiola con Peppe, Tiki Taka. In questi casi Vai, vai tanti Togni, uomini in mezzo. illuminaci È Tonio. una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente Va bene. sì. Il rischio è che portando tanti uomini in area inevitabilmente È inaccettabile veneziano, Tipo, veramente. Per esempio ti può capitare di restare Ma porco Diaz, basta! Con sti falli da cioccolatai. Sì, veramente il Cume non lo capisco. Passaggio smarcante, ora deve segnare. C'è il retropassaggio. E ci prova. La Mamma toglie Charmi, dalla porta. grandissimo. Perfetta la parata. è incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Bravo Barto, Tonio. Vai, Stanno ma giocando fammi una bene cosa adesso. fatta bene, È Gai. il tempo che sta per scadere. Vai, Gai. Vai, Gai. 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 Continua ad andare, palla al piede. Gai. Tutto campo di Gai. Adesso Fa... entrambi no, ma devono dai. scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Ottengono una rimessa laterale.
No parole. L'avversario ha avuto la meglio. Vai Bode. Vai Bode. Prova la giocata. Ah no, no. No, cagata del portiere! E non la sfruttiamo. Respirare la difesa. Zinca. Gai. Bode. Niente, dormiamo. Il Kuma era imbarazzante per andare in vantaggio. Siamo quasi alla fine, devono trovare un modo per avvicinarsi alla porta avversaria. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Lotta a perdere equilibrio. Dai Picella. Api. Dai Rocchetto. Gai. Il Bode. Bravissimi. Dai Rocco. Smettila bene. Il Come finalmente. All'ultimo istante. All'ultimo istante di testa. Finalmente. Partita schifosa, ma il Come l'ha messa su assist geniale di Fashion Week. Lo stilista Rocco Berro. E vaffanculo. Il portiere non ha potuto fare niente. Mamma mia, pesanti questi 3 punti. Pesantissimi. Pesantissimi. Bravo Come. A fatica, ma la mettiamo. Sono in vantaggio. Yes, 3 vittorie in 4 partite di campionato, va bene. Sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Veneziano l'ha messa. Una gara dai risvolti. Che fatica, oh però. Grande Pardo, grande Pardone. Venezia perde. Siamo 11esimi a 33 punti. Non è finita per i playoff. Non so come non è finita per i playoff. Boh, no, ma basta queste trattative, basta. Tra un po' dovrò fare anche i contratti. Very compliments, Kuma, very compliments. Siamo contro l'Ascoli. Grande Canni. Meno male, all'ultimo istante, cazzo. Mettiamo Agi. Gervasi non sta bene, Gerva. Giangrosso. Il Duca lo mettiamo nella ripresa. Diamo una fiducia a Rocco. E vai di Gaspe. Apicella squalificato. Bartolucci mi è piaciuto. Vai. Vai ragazzuoli. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Speriamo Pardo, speriamo, vai. Accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Veneziano. Un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. L'arbitro ha già dato il via cronometro. Decidono di giocarla all'indietro. Dopo io vorrei anche ritornare al doppio trequartista, però più avanti adesso proprio non è... Quando magari abbiamo tutti quanti una condizione eccellente. Ancora fuori dall'area, palla in profondità sulla fascia. Palla di no, no, colpire. Mamma mia. No! Ma dai, ma subito perfetto là. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione. Che due coglioni, oh. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita. Questa roba è il risultato che non ti aspetti. Vince il duello fisico. Siamo troppo discontinui ragazzi, le manca una vita però. Vai Tonio. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Bravo Gasp. Ottima pressione la sua. Dai. Ma Gasperini c'è in chat. Il Tonio. In panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Grandissimo. Bravo Ottimo Come. Intervento in Il Bode. Grande parata dell'estremo difensore. Note per... Incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto.
Prova la giocata nello spazio. Bravo Dark. Efficace. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Si appoggia al portiere. Ah, c'è Jacopo, bene. E il difensore giocando bene Jacopo comunque. L'Ascoli non ha fatto bene nell'ultimo turno e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto il tecnico. Colpisce. Mamma mia. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Dai, proviamoci. Ha dimostrato una grande visione di gioco. Un passaggio no, fatto Mito. con il contagiri. È la cosa logica da fare a questo punto della partita, dare un giro di vite in fase di contenimento e limitare i danni. Bella azione questa, vai Tonio. Tonio. Ah, nell'unico punto dove non c'era nessuno. C'è la palla lunga in avanti. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Kubiš ci mette il fisico e con questo bravo Barto. Bravo Bartolucci. Bartolucci vuole riprendersi il posto. Accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Poco più di 15 minuti a riposo. Buon lancio. Occhio. Prova ad allargare sulla fascia. Poteva essere un con scarsi contropiede interessante risultati. questo. Peccato. Vai Bode. Ma nessuno che si sovrappone. Prova ad andare. Beh, è chiaro, il Bode non è uno che può scartarne 30.000. Vai Agi. Vai cioccolatino. Rumenino mio. Prova immediatamente in avanti. Grizzly. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Palla larga in profondità. Vuole il lancio filtrante. Occhio alla conclusione. Niente da fare. Nulla va. Salta e colpisce di testa. Occasione fallita. Dai, che si può battere l'Ascoli. Non è andato lontano. Sponda del cume per nessuno. Decisamente un gran talento, riesce a determinare Bravo Jacopo. l'esito di una partita. Bravo Marchese, veneziano. Cerca vai Tonio. Sulla fascia. È libero. Yoga Bonito. Madonna, numeraccio di Bonito. Numeraccio di Bonito! È veneziano! Con un gol magico dei vecchi tempi la mette. Ma su assist geniale di Bonito. Mamma che azione, oh, veneziano di mezza rove, sta cominciando a segnare gol consecutivi. Sì, cazzo. Che gol del Cume, però, mamma mia. Si riparte di nuovo in parità. Beh, ragazzi, grande se non Tonio. vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Prova il filtrante. Stiamo attenti. Palla messa fuori, sarà tiro dalla bandierina. Grazie Pardo, ti amo Pardo. Quanto è bello Pardo. No. Bode, bravissimo Bodino mio. No, fino primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. Spero che il secondo tempo sia bello. Adesso andiamo a vincerla. Calcio spumeggiante, calcio champagne e azioni a ripetizione il Bode. su entrambi i fronti. Un gol per parte, si chiude sull'1-1 al primo tempo. Rocco per il Cume di testa, bellissimo. Piano piano. Vai Cume, sta caricando lo stadio. Vai Bode. Sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori molto abili nel gioco aereo. Non è vero! Che cazzo, che gol! Che gol di Barocco! Che gol di Barocco! Cosa ha messo Barocco? Cosa ha messo Barocco? Questo è un gol che non ha senso! Questo è un gol che non ha senso! Questo è un gol che non ha senso! Boom! Ma che coordinazione magica! Magistrale, oserei dire. Da fantascienza, sì. Mamma mia, la ribaltiamo. Un risultato è una grande impresa, ma mamma mia, Barocco. Vediamo se ce la faranno.
Mamma mia, Barocchino. Mamma, Barocchino. No, questo è un gran gol. Cioè, l'unica cosa che non c'è da criticare di FIFA è PES sono le rovesciate, che sono una delle cose più emozionanti del calcio. Palla recuperata. Questo è un Eurogol, ragazzi. Cerca di allungare il gioco. Basta premere il pulsante, ragazzi, lo stesso di FIFA. Mamma mia, che gol. Questo è fallo. Mamma mia, cosa ha fatto Barocco? L'arbitro va a dirgli 2 parole. E qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. Cosa ha fatto Barocco? Cosa ha fatto Barocco? Che ha fatto il bar? Che ha fatto Rocco? Rocco, uno dei più bei gol della storia. Dovranno sfruttarla al meglio. Beh, dello zoccolo duro assolutamente, perché sono i primi gol veneziano. La mette sulla sinistra. Con quello di Zincaro. Pallone in aria. Tognin vola, Aquila nel cielo. Ha passato proprio male in questa situazione. Adesso stiamo attenti, sarebbe fondamentale vincerla da... Bravo Bartolucci. Ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. Bravo Grizzly. Barocco per il Bode. Gioca con un pallone. Il Bode lancia veneziano. Spinosa, Manca l'Eurogol di veneziano, perché se la mezza rovesciata che ho fatto non era certo brutta. E anch'io ho avuto una mezza rovesciata oggi, passaggio in avanti. Sulla destra. Kupish, il suo pallone è no. Mito ti amo. Ha davvero messo l'estremo difensore in difficoltà. Gli è solo mancato un pizzico di fortuna. Agi, non perderla, piccolo Agi. Bravo piccolo. Veneziano, il Bode, stiamo giocando un buon calcio però adesso. Barocco, la Fashion Week. Mette in mezzo il tocca con la testa. Peccato che Fashion Week ha fatto anche l'assist per il gol nel finale. Questa è una grande parata. Sembra esserci vai Bode. Cambio. Esatto. Ecco che va di testa. Veneziano regalata. Però dovrebbero essere davvero più concreti sotto porta. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, Vocina. poi la rete arriva. Mettiamo Gai. E mettiamo il Duca. Piccolo rischio del Cume, ma lo sapete che il Cume se non rischia non è contento. Prova con la palla lunga. Bella apertura. Bravi, Madonna, Bartolucci vuole beffare Sidoti. Che Madonna, che apertura per Rocco. Rocchetto. Se ne va. Mette la palla dentro. Vabbè, qua ho provato io, ragazzi. Ho fatto una cosa un po' impossibile. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Bravo Gai. Veneziano. Sta portando un sacco di uomini in mezzo all'area. Eh sì, si stanno arroccando in difesa. Ma questa tattica concede tanto campo agli avversari sulla tre quarti. È una carta che solitamente roba nostra. Minuti quando stai vincendo e sei letteralmente assediato dagli avversari. Bravo per Gai. dare il tutto per tutto. Ma farlo per guarda Tonio, però tutte le prende Tonio e addirittura mi lancia. Può concludere. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Non è andato lontano dalla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Palla giocata alta sulla fascia. Fallo. No così, no così. No. Ma no, ma che roba inguardabile. Noi facciamo 2 gol strepitosi e questo segna all'88esimo così. Ah, qua perdiamo 2 punti fondamentali per i playoff, ve lo dico. Che schifo. Ma dai. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Sì, qua perdiamo 2 punti fondamentali. Un cambio veramente azzeccato. Dai Tonio. Situazione di parità. Ma porco Diaz, Tonio di merda. Siamo ormai nel finale di gara.
Scusa Tonio, ti amo, ma potevi prenderla quella. Che schifo, dai. Ma che merda. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Che tipo di partita è? Questi sono pesantissimi per i playoff. 34 punti, addirittura recuperiamo punti. Poi se te potevamo... Raga, ultima partita, poi vi saluto contro il Brescia. Sono un po' stanchino. Pintus non sta bene, Pintus. Mettiamo Uguccione. Proviamo il Duca. Rocco merita ancora una chance. E anche Bartolucci, io sono onesto. Bartolucci sta giocando benissimo. Caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Scusate un attimo. Ciao a tutti da Fabio Caressa. Insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. Scusate ragazzi, un attimo, devo scrivere un messaggio. Ok, vai, andiamo. Eccoci, vediamo il Duca, la riserva d'oro, che quest'anno ha fatto un po' fatica a trovare spazio, ma sappiamo che il Duca c'è sempre, è il nostro 12° uomo. Il Brescia arriva a questo incontro forte di una striscia di 5 partite in trasferta senza sconfitta. Bravo, e sarà questa la prima. Longhi, Gastaldello, Bartolucci, Sidotti, Schermaglia. ottimo il fraseggio. Ancora fuori dall'area, ci mette il fisico e conquista il pallone. Il Brescia fa fatica a mantenere il possesso della palla in questo momento. Provano a partire in velocità. Rocco per Veneziano. Veneziano! Oh, missile, peccato. Bravo Rocco, Rocco in forma, Terence che si riposa un po' per il finale di stagione. Ma Rocco show. Palla in profondità sulla fascia. Cerca il numero. Colpisce verso la porta. Palla davanti verso il compagno. Vai Bode. Pallone alto nello spazio. Veneziano. Bellissimo il Bode per Veneziano. Bravo Cume. Bravo Cume. E di sinistro la piazza il talentissimo, l'uomo dei sogni, gravità zero. Ormai almeno un gol a partita lo fa il Cume. Male la difesa, non puoi concedere occasioni del genere all'avversario. Devono fare più attenzione, non possono lasciarli arrivare a un passo dalla porta. Adesso cerchiamo per piacere di chiuderla prima. E il risultato si sblocca 1-0.
Sono ancora in corsa per i playoff. Vediamo se non so e come cambierà il loro approccio Zincaro, alla partita. classifica corta dalla quinta in poi, le prime 4 sono andate via invece. Opportunità di ripartire. Cerca il passaggio profondo. Gervasi, come sempre, classe da vendere per Rodolfo Valentino. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. No. Ci mette la testa. Bravo Mito. Peccato perché si era venuto a creare un'occasione Ditino. interessante. Hanno sfruttato in maniera perfetta lo Rocco. spazio dietro la linea difensiva. E poi, quando la palla arriva così precisa, è difficile non andare in porta. Bravissimo Barocco. Non No! ha dubbi, calcio di punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Lo so, ma lo so. Infatti non è il modulo definitivo. Intanto stiamo tamponando sta stagione e poi vediamo. Si allunga e trova la palla. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Allora 2 punte, giochiamo meglio 2 punte, questo è poco ma sicuro. Rocco, 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 autogol. Cosa? Il compagno cercherà di raggiungere con questo scusa. No, aspetta un attimo. No, aspetta, no. No, se mi hanno annullato questa, andiamo su FIFA, eh. Ah, ok. Ah no, perché c'è veramente... Mamma mia. Gran colpo di Togni, palo di Togni! Che tacco di Tognin! Sono già scappati via. Che tacco di Tognin! Aveva già No, palesemente un capito che cazzo. sarebbe venuto Guarda Tognin, palo e tacco mostruoso! Dito, sono gol bellissimi di Tognin. No, questo era comunque non era per niente netto. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Mamma il Tonio. Ma è andato a letto Tognino, che credo. Prova la giocata di Fino. Occhio a cross. Prova il cross in aria. Ovviamente è andato a dormire, come sempre. Come sempre. Tognini, incredibile. Il Duca, il talismano Duca, Ugo Cioni. Il Duca. E il portiere la fa sua. Mamma mia, Tognini. Altro di testa è fortissimo, ma non ne segna una. Però è fortissimo, le prende tutte. Zincaro. Veneziano. Ottimo intervento. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. E passa. Palla larga in profondità. Ha spazio sulla fascia. Prova Attenti, bravo Mito. È proprio là. Mamma mia, meno male. Zincarone. Poteva essere un contropiede Vai interessante Bode. questo. Peccato. Veneziano lancia la Fashion Week. Ecco la Fashion Week. Rocco. Oh, peccato. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Hanno fallito quest'ultima opportunità, altrimenti parleremo di tutt'altro risultato. Ma la storia non si fa con i se. Qualche spunto sulla prima parte di gara? Non ha niente da cambiare nell'assetto della squadra in questa pausa. Dovrà cercare di non complicarsi la vita, ma è difficile che accada. Noi solo gol belli comunque. 2-0 vanno così all'intervallo. Perché Veneziano non fa doppiette, solo un gol a partita, così. Dai, dai, smentiscimi subito come. Seconda frazione di gioco. Veneziano lancia Tognin, gol strepitoso, segnalatelo su Telecaz. Cross verso il centro. Rocco, cosa fa Rocco? Non si sa. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Duca. Gioca una palla lunga. Vai Bode. Ah, peccato. Castaldello legge bene l'azione, blocca il pallone. Lancio lungo del portiere. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse occasione da rete. Mamma mia, meno veramente un po' di culo. Comunque il Bode è la classica seconda punta che aiuta. Si vede proprio. Il Brescia ha fornito una prestazione maiuscola nella scorsa partita. Bravo Bode, come usa il fisico il Bode lo usano in pochi al mondo, È protagonista di un autentico capolavoro tattico. La stampa ha giustamente sottolineato l'abilità dell'allenatore.
Le sue scelte sono state audaci, ma si Veneziano. sono rivelate decisive. E osare a volte è l'unico modo per ottenere i risultati. Il portiere la calcia lontano. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Occhio, no, 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 bravo Mito. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. La mette sulla sinistra. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Cerca di lanciare il compagno. Ecco il tiro. Ancora Mito. Prova ancora. La sfera entra in porta. Sta dominando il Brescia, porca Il portiere non è puttana. riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve Zincaro. cercare di stare tranquillo Cazzo. e rientrare con la testa in partita. Adesso rischiamo. Bode. E adesso ovviamente Bode. il distacco. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Vai Bode. L'arbitro è stato Regalaci chiaro. la perla. Questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti. La partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Mi serve Agi. E Terence. Vai apprendista, prendi, me la apre. Ho bisogno della fisicità di Michelotto anche. Per le palle di testa. Vai Mike. Il Brescia si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Vi prego ragazzi, no, da 2-0 2-2 serve la beffa e non meritiamo i playoff. Taglio in mezzo. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non possono fare altro che continuare a insistere. Infatti, Cume, spondona. Cambia le squadre. Cerca la gran conclusione. E il tocco è verso il portiere. Ottimo disimpegno, fondamentale. Cerca di Tonio ancora di sfruttare lo tacco, spazio sulla geniale per Veneziano che fa una gran cosa. Vai fascia. Tonio. Al centro dell'area. Palla allontanata senza la troppi difesa complimenti. adesso sta lavorando un po' meglio. Mamma mia. Lancio lungo del portiere. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Bravissimi, dai, teniamo duro. Finisce con un nulla di fatto. Per piacere. Vuole la profondità. Il Bode. Per Agi. Agi. Intervento al limite. Sfortunatissimo Non mi è sembrato Agi. Stanno regolare. cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. La vittoria Per nelle piacere, loro mani, porco aspettano due. solo il fischio dell'arbitro. Bravo qui il giudice di gara, ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale la Attenti. punizione. Attenti. Grande occasione, può colpire. Ottima parata del portiere. Ottima la parata del portiere. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. No. Vai Agi. 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 Cerca Ecco il spazio. cioccolatino agiano, Veneziano è del compagno. stanchissimo. No, no. Tecca il duro ma efficace. Si va a vincere a fatica. Finisce così, non c'è più tempo. Una grande battaglia, molti gol, un margine minimo ma decisivo. Che partita si è giocata oggi, Luca? Vincere dà fiducia, coraggio, abitua la Meno squadra male. ad ottenere sempre obiettivi migliori. Questo è quello che deve... Buona vittoria, siamo settimi a 2 punti dal quinto posto. Si fa pesante il distacco accumulato dal Venezia. Vabbè, 10 pareggi, ragazzi. 31 gol fatti, 26 incassati. Raga, un saluto dal comandone veneziano, che sono un po' a pezzi. Allora, come posso salutare oggi la combriccola? Ultimo giorno di mercato. Allora, valutiamo.
Una vita da mediano. Allora. Oh, Veneziano e Barocco ci stanno, fanno parte della squadra della settimana. Siamo contro il Carpi, si deve vincere col Carpi, è la prossima volta. Allora, raga, salviamo. E come posso salutare tutti? Eyman. Oh fantasioso Eyman, non preoccuparti del tuo posto da mediano, perché ricorda, una vita da mediano a recuperare cazzi in quel di Bologna, il tuo soprattutto. Ciao, Pole Mangai, sei sempre meraviglioso, sei sempre la goccia di rugiada in un mare di cacca.